Oggi prepariamo i biscotti del lagaccio col lievito naturale. Iniziamo con 240 grammi di lievito naturale, in genovese detto crescente, e lo stemperiamo con 210 grammi di acqua tiepida, fra i 29 e i 30 gradi. Nel frattempo sciogliamo 150 grammi di zucchero biondo in 80 grammi di burro ammorbidito. Ricordo che quando si utilizza il lievito naturale per l'impasto dei dolci, che in genere è appesantito dal burro e altri ingredienti, è bene rinfrescarlo per alcuni giorni ogni 12 ore e in ultimo fare almeno 3 rinfreschi a circa 3 ore fra l'uno e l'altro. Mettiamo nell'impastatrice 420 grammi di farina di forza. Uniamo il lievito stemperato nell'acqua e impastiamo per 4-5 minuti. Uniamo lo zucchero unito al burro e proseguiamo ad impastare per ancora 35-40 minuti fino a quando l'impasto sarà ben raffinato. Mettiamo l'impasto a lievitare a una temperatura di circa 28 gradi, fino a quando non quadruplica il suo volume. Occorreranno fra le 9 e le 12 ore. Quando la pasta sarà ben lievitata, la lavoriamo ancora un pochino a mano e formiamo dei filoni lunghi come la nostra teglia. Mettiamo nuovamente a lievitare per 4 ore a una temperatura di circa 29-30 gradi. Inforniamo nel forno già caldo a 200 gradi e abbassiamo subito a 180 gradi.
Faremo cuocere per circa mezz'ora. Quando iniziano a colorire, li copriamo con un foglio di carta stagnola che toglieremo 10 minuti prima della fine. Una volta cotti, li togliamo subito dal forno e li mettiamo su una griglia a raffreddare. Quando saranno completamente raffreddati, cioè dopo almeno 8 ore, li tagliamo in diagonale, tutti di egual spessore di circa 2 cm, 2 centimetri e mezzo. Per farlo agevolmente vi presento la mia ultima invenzione, ossia il lagacciotomo. Questa è una riga di pennarello su nastro adesivo. Li faremo poi biscottare in forno. Qui ho iniziato a 180 gradi, ma poi ho abbassato a 150 gradi, sempre col grill ventilato. Ma va benissimo anche la cottura statica. È bene aprire spesso lo sportello del forno, in modo da eliminare l'umidità. Li lasceremo asciugare su delle griglie fino al giorno seguente, quando potremo riporli. Come tutti i biscotti, temono la luce e l'umidità. Andranno quindi conservati, fasciandoli prima nella pergamena e poi nella stagnola e infine chiusi nel nylon. Un altro modo per conservarli è dentro a scatole di latta. Se ben conservati, durano dei mesi, ben inteso se non ve li mangiate prima. La caratteristica di questi biscotti è di avere gli alveoli irregolari, ossia vi sono alveoli piccoli e alveoli più grandi, è tipico di questo tipo di biscotti. Devono poi essere fragili, cioè spezzarsi facilmente e, e poi essere molto croccanti quando si masticano, fanno questo rumore e ci fanno dire che buoni. Sono ottimi inzuppati nel caffè latte, ma anche così si lasciano mangiare. Bene, arrivederci alla prossima ricetta.